Parte da Cammarata una seria riflessione sugli effetti più palesi che i cambiamenti climatici causati dall'effetto serra ci impongono, con particolare riferimento alla siccità. La Sicilia si trova al centro di un disastro ambientale sempre annunciato, ma mai ascoltato. Perché la colpa è di questo, di quello, di quell'altro, ma mai si affronta il problema di petto e con il giusto approccio, trovare soluzione ai problemi. Con il presidente del WWF Sicilia, area mediterranea, Giuseppe Mazzotta, accompagnato da Tonino Lobrutto, referente provinciale della rete civica della salute già in forza al Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione, gli studenti della seconda classe della scuola secondaria di primo grado del plesso Dante Alighieri dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cammarata si è discusso di ciò e gli studenti hanno posto delle domande precise e mirate alle quali si è cercato di dare risposte rivolte a prospettive risolutive ma non consolatorie. A introdurre l'incontro è stato il professor Antonio Gaziano che, portando i saluti della dirigente scolastica Giusy Gugliotta, ha illustrato con cui sono stati fatti i lavori preparatori della riunione, dove i ragazzi si sono cimentati con dati statistici e concreti e inequivocabili, che si sono esplicati in una mezza dozzina di tabelloni pieni zeppi di grafici e immagini. L'acqua non c'è, non piove bene da mesi, è siccità, e come porvi rimedio. L'assessore Maria Concetta Mangiapane ha portato i saluti del sindaco Giuseppe Mangiapane. È stata estremamente chiara: senza la consapevolezza del futuro non c'è sbocco per le nuove generazioni nella sfida contro i cambiamenti climatici. Il problema è chiaro a tutti e in tutto il mondo, come è stato più volte chiarito dagli ospiti WWF. Soltanto attraverso uno sforzo planetario che accompagni l'umanità a una transizione ecologica drastica ce ne potremo uscire. Per il resto è un piangersi addosso. Il futuro del pianeta è in mano ai governi del mondo, a cui queste giovani coscienze si dovranno rivolgere per fare cambiare prospettiva e obiettivi. Non bisogna pertanto fare i catastrofisti, ma la catastrofe lenta e persistente è già in atto ormai percettibilmente.